Una fiaccolata per ricordare Marco. Stasera gli amici di Salvarose della Virtus Castelfranco, la squadra di calcio a 5 dove aveva giocato, si stringeranno attorno alla famiglia del 22enne ucciso dalla meningite fulminante in poco più di 2 giorni. Il ritrovo alle 21:15 al campo sportivo di Salvarosa. Nel frattempo è arrivato il via libera ai funerali che si terranno venerdì 1 aprile alle ore 15:30 al Duomo di Castelfranco. La scelta è dovuta al fatto che si attendono tante persone per dare l'ultimo saluto al ragazzo e la chiesa di Salvarosa non avrebbe potuto contenere tutti. Gli omaggi allo sfortunato giovane superano anche i confini della Marca. Innocente era un grande tifoso del Milan. La segreteria dei club che supportano la squadra rossonera ha chiamato la famiglia annunciando che Marco sarà ricordato con uno striscione in occasione della partita Milan-Bologna, che si giocherà lunedì prossimo alle 20:45 a San Siro. Infine, Marco è stato ricordato anche nella scuola di Treville, dove fino a gennaio era stato un insegnante supplente molto amato dai bambini. Quello era il percorso che aveva scelto per la sua vita, laurearsi in scienze della formazione primaria, prima che la malattia lo strappasse alla famiglia e alla comunità.